Ciao! Sai che è uscito il nostro magico libro Racconti di Natale? Troverai un sacco di storie magiche fantastiche, illustrazioni che ti faranno volare con noi nel periodo più bello dell'anno. Clicca sul link nella descrizione del podcast per scoprire di più, oppure cerca su Amazon Racconti di Natale Podcast. E intanto, buon ascolto! Fiabe per bambini presenta Racconti di Natale, le storie da ascoltare tutti insieme intorno all'albero. I preparativi di Babbo Natale. Lontano, lontano, al Polo Nord, vive Babbo Natale. La sua grande casa, tutta di legno, sorge nel mezzo di una verde e fitta foresta di abeti, fra profumi di resina, fiocchi di neve e bagliori di camini accesi. Qualche mese prima di Natale, il buon vecchio dalla lunga barba bianca inizia a preparare i doni per tutti i bambini della terra. E questo è il momento in cui la sua casa diventa animatissima. Accorrono gli gnomi che lasciano la foresta per aiutarlo. C'è lo gnomo postino che apre le letterine che i bimbi mandano da tutto il mondo. C'è lo gnomo pasticcere che conosce a memoria migliaia di ricette e si occupa di preparare tanti dolci, biscotti e cioccolatini. C'è quello che lavora in legno e prepara milioni di giocattoli, mentre lo gnomo candeliere fabbrica candele coloratissime da regalare ai genitori dei bimbi. Insomma, la casa di Babbo Natale in quei giorni è animata da un'attività davvero frenetica. Carta colorata, nastri rossi, verdi e blu, tutto viene incartato dagli gnomi con molta cura. Ma il nostro grande amico non si accontenta dei regali fatti in casa, ne acquista anche fuori. Spesso vola nel cielo stellato con la sua slitta ed il suo computer portatile e va a visitare i famosi mercatini di Natale. Qui, tra bancarelle, suoni, luci, colori e profumo di caldarroste, fa tanti acquisti. Dal suo portatile controlla le varie letterine e cerca di esaudire i desideri e le richieste dei bambini. Compra i giocattoli più moderni e un'infinità di altre bellissime cose che i suoi gnomi non saprebbero costruire. Quando il suo computerino gli conferma che ha accontentato proprio tutti, allora paga con la sua carta di credito polvere di stelle. Carica il grosso sacco sulla slitta e si avvia verso la sua bellissima casa in mezzo alla foresta, dove ultimerà i preparativi e aspetterà il giorno della partenza, quando, elegantissimo nel suo nuovo abito rosso fiammante, volerà per i cieli con la sua velocissima slitta e porterà i regali a tutti i bimbi del mondo. Ti è piaciuta la storia? Se vuoi, ascoltane un'altra insieme a noi. E mi raccomando, non perderti il nostro libro Racconti di Natale. Alla prossima storia!